portare il saluto della nostra comunità agli amici che vivono in questo santuario. Volevamo ringraziare il nostro Vescovo per averci permesso questa celebrazione che per noi è una doppia valenza, la valenza di ricordare quelli che sono i nostri soci, e sono 28 che sono mancati, l'ultima lunedì scorso, nella nostra comunità in questi 20 mesi. Molti non li abbiamo potuti accompagnare per via delle restrizioni governative che ci impedivano di percorrere assieme con la loro bara l'ultimo pezzo di tragitto del cammino nella vita. Volevamo ringraziare il Rettore del Santuario perché ci permette il secondo motivo per cui siamo qua. Ci permette di poter venire in questo anno giubilare, un anno giubilare differito di un anno per via delle stesse restrizioni che hanno fatto spostare di un anno la quinta centenaria incoronazione di Nostra Signora di Roma. Siamo voluti venire, caro Don Michele, con gli abiti della festa, non segnati a lutto, anche nella speranza cristiana di quella resurrezione, di cui sentiamo le parole nei momenti di dolore che ci accompagnano mentre accompagniamo i nostri cari. Ci avete permesso, caro Don Michele, caro Vescovo, di mettere sull'altare della Madonna ai piedi, simbolicamente protetti da quel manto misericordioso, fatto di tante piccole tessere, e alcune di queste tessere sono anche della nostra comunità, affinché questo manto possa proteggere i nostri cari e possa proteggere tutti noi. Siamo venuti qui in pellegrinaggio, parlando la stessa lingua, intonando gli stessi canti del nostro antesignano Santo Eusebio da Cagliari, Santo Eusebio di Vercelli, primo vescovo di questa diocesi. La fede cristiana che si radica su questa terra è una fede cristiana che è arrivata, diceva giustamente, caro Monsignore, anche tu sei emigrata con Eusebio la fede cristiana che si è rinsaldata, si è innestata sconfiggendo l'eresia di Prete Aria. Erano presenti già dei cristiani nel IV secolo qui, ma erano cristiani eretici, quelli che nel credo, nella professione di fede, abbiamo recitato, vengono definitivamente sconfitti secondo le dizioni del Vescovo Atanasio, di cui Eusebio è allievo insieme al suo conterraneo San Lucifero, Vescovo di Cagliari, che ha accolto la terza delle Madonne che lui avrebbe portato, ma più che l'oggetto è il concetto di fede. La fede mariana portata in Cagliari, la Madonna di Giosafat, tuttora custodita nella chiesa cattedrale di Cagliari Castello, unitamente alla Madonna di Crea e al simulacro mariano, riprodotto qui nelle edizioni successive, mantenendo quelle stesse caratteristiche cromatiche che Eusebio ha innestato sui vecchi culti pagani. Ebbene, noi veniamo qui, veniamo sovente, veniamo in modo privato, veniamo in modo rituale, veniamo a portare dei piccoli doni quali quello a cui lei ha accennato, caro Rettore, perché siamo devoti, siamo fratelli nella fede con i nostri fratelli piellesi e uniti a loro siamo qui a pregare, a implorare, a chiedere protezione. Grazie per averci permesso questo momento. Davvero grazie al Presidente e amico Battista Saio per le sue parole e anche proprio per averci aiutati ancora di più a entrare in questo rapporto profondo di fede, di amicizia tra le nostre comunità ai piedi proprio della Madonna di Europa. Avete visto, come è stato ricordato, è rivestita dei segni della regalità per via della incoronazione recente, la corona posta sul capo del bambino Gesù e sul capo della Madonna, che hanno queste scritte. Gesù sono le scritte del Vangelo, in cui si manifesta, rivela che è figlio di Dio,
è il Signore il Salvatore, e la Vergine riporta le tante invocazioni, tra cui ci sono le nostre, di protezione, di affidamento, di aiuto, e poi quel manto di misericordia sotto il quale ancora noi vogliamo affidarci, invocando proprio questa benedizione e chiedendola per l'intercessione della nostra Madre Santissima, la Regina del Monte di Europa, la Vergine Maria, di San Eusebio, i nostri santi padroni. Ci accompagna allora la benedizione e l'aiuto del Signore in questi giorni anche di incontro, di festa, ci accompagni sempre, sempre, mentre camminiamo verso la pienezza della vita, verso la casa del Padre. Ancora grazie veramente a tutti, anche per gli splendidi canti, per la liturgia, per l'accoglienza qui al Santuario, in questo momento così bello, fraterno e ricco davvero di spunti che ci aiutano a non sentirci soli nel cammino della vita, ma di fronte anche alle prove più grandi, sentire che facciamo parte davvero tutti quanti di una vera e propria famiglia, di una comunità.